Ecco, niente, continuiamo a commentare intanto noi un po' il fatto di vestirsi in maschera, riprendere questo gusto per la tradizione anche, no? Perché possono essere maschere inventate per il pubblico, però riscoprire la tradizione e farla vedere per chi invece lavora, no? A Venezia Sì, in qualche certo, modo. un'idea, parlando adesso, che è per esempio quella di anche mettere in maschera le portinerie. Insomma, un turista che giunge a Venezia, magari ha anche l'intenzione di mettersi in maschera, però se non Poi vede si la città vergogna. mascherata si vergogna, cioè, dice ma perché devo farlo io da solo? Cioè, Infatti. bisogna dargli l'incoraggiamento. L'incentivo, infatti, un altro messaggio, il turismo a Venezia va tutelato ai massimi livelli perché dà lavoro a tantissime persone, va solamente migliorato servizio che spesso è scadente e questo forse è relativo a determinate prestazioni così che danno per scontate. Beh, c'è stato il caso di È bello, di quell'osteria dove noi assolutamente. abbiamo scritto all'ambasciatore offrendo un risarcimento ai Ah, è vero, ragazzi. giusto che è stato l'AVA che è intervenuto. Sì, Ma lì per questi fatti qui che sono eclatanti, com'è possibile che succedano ci sono ancora? in Cioè, in tutto il proprio una mondo, cosa. in tutto il mondo. Io mi ricordo il mio viaggio di maturità insieme a un po' di amici in Spagna, e la prima tappa era a Barcellona, in Rambla de Cataluñas, mi ricordo. Siamo stati derubati da un ristoratore, ci siamo ben guardati da andare al ristorante poi successivamente, e questo è il danno, nel senso che un operatore che si comporta Assolutamente, male, fa il danno di poi va tutti. chiarita la questione, ovviamente non entro nel caso di specie perché poi lo conosco anche abbastanza poco, lo conosco da quello che ho letto sui giornali, ma il ristoratore o l'albergatore che si comporta male evidentemente poi danneggiano tutti gli altri, le categorie, per questo la categoria di solito è interessata a che il servizio sia di buona qualità, perché la mela marcia rovina tutti gli altri. A Venezia si mangia benissimo, ad esempio ci sono dei ristoranti, ad esempio negli alberghi ci sono degli splendidi ristoranti, da noi abbiamo parecchi alberghi con la stella Michelin, ma quindi negli sì, alberghi sì, si negli mangia alberghi bene. abbiamo alcuni ristoranti, ne abbiamo 4 per la precisione, perché abbiamo il Metropole, il Venissa, che è a Mazzorbo, che è una struttura ricettiva con ristorante, abbiamo il Cipriani e abbiamo Palazzo Venart, nuovo entrato nella classifica dei ristoranti stellati. Però solo per gli interni all'hotel? No, no, hanno anche la licenza di pubblico esercizio, quindi chiunque può andare a mangiare in questi ristoranti stellati, ma ci sono altri ristoranti che non sono all'interno degli hotel che hanno la stella Michelin, ma c'è tutta una platea di ristoranti ottimi dove si mangia, e si mangia anche a poco prezzo. Noi veneziani che andiamo fuori a mangiare la sera li conosciamo, voglio dire, e basta trasmettere il messaggio al turista, il messaggio Infatti giusto, forse quello, esatto, quello. è che a volte il turista frettoloso, avendo poco tempo a disposizione, magari trova quell'unico, quel 2, 3, 4 ristoranti dove non si mangia bene. Dopodiché il servizio nei periodi di altissima pressione turistica è sempre più difficile da gestire rispetto a periodi in cui c'è meno pressione per evidenti motivi. È chiaro, il personale è sempre lo stesso ed è evidente che se gestire il doppio di persone rispetto al normale è sempre un po' difficile. Però direi che mediamente la qualità è piuttosto buona del servizio, sia nel settore alberghiero sia nel settore della ristorazione. Bisogna saper scegliere, ecco, il turista deve essere sempre più informato, deve guardare le guide, deve guardare chi dà i riconoscimenti, ad esempio chi stella Michelin va sul sicuro evidentemente, Certo, però cioè, i prezzi sono di un certo tipo. Esatto, Però direi in generale, guarda, mi sento di dire, conoscendola e frequentandola, perché io vado a pranzare solo negli alberghi evidentemente per motivi anche di lavoro, che la qualità nel settore alberghiero è veramente migliorata, cioè andare a mangiare nell'hotel come si fa ad esempio a Parigi, come si fa in Germania. Sì, che all'estero non ci si pone problema, in Italia si che può fare a sorge. Venezia, si può fare, ecco, lo consiglio caldamente. Ecco, quindi questa forse è una cosa che può spingere verso altre destinazioni. Il problema è magari per le famiglie, la questione che era sorta, che mangiano seduti per terra sui gradini, il panino, è perché una famiglia, 2 o 3 figli, mangiare fuori, se nei periodi aurei era fattibile, adesso è tornato ad essere più difficile. aumentiamo i take away, cioè i luoghi dove tu prendi il cibo e poi te lo porti fuori perché non c'è un luogo dove sedersi all'interno, e più succedono queste cose. Quindi il provvedimento da prendere è quello di limitare i negozi con l'asporto, dove puoi portarti via la pizza, dove puoi portarti via adesso gli spaghetti, cioè quelli vanno, a mio modo di vedere, vanno limitati. E poi l'altro aspetto è quello del controllo.
nel senso che bisogna cominciare a controllare il territorio, i vigili urbani fanno moltissimo, i numeri sono quelli che sono, adesso il sindaco ha promesso l'assunzione di altri vigili urbani e quindi probabilmente adesso saremo in grado per la stagione turistica, l'assessore Mar ha promesso delle notizie a breve termine, l'assessore al turismo Mar. Tra queste spero ci sia anche l'assunzione di qualche decina di vigili urbani che la domenica, il sabato e la domenica vadano a controllare, perché è un problema di sabato e domenica soprattutto. Sì, infatti del fine settimana, assolutamente. Mestre, è una realtà che sta cambiando, si arriva e si vedono degli alberghi, perché non sono condomini residenziali, sono degli hotel che effettivamente che stanno cambiando la morfologia. Io guardavo anche su quotidiani quest'oggi, andandoci magari a Mestre e vedi cose importanti con numeri anche di posti letto futuri, quando si era parlato di numeri che sono veramente di tutto rispetto, caspita. Abito ad Abano e vi garantisco che credo di aver mai visto così tanta gente a Pasqua come quest'anno. I colli erano pieni, non c'era un prato libero. Spero che gli albergatori anche quest'anno non piangano. Tutte le destinazioni, conferma la signora, tutte le destinazioni. Esatto, piene, assolutamente. No? Ecco, qui vedevo l'emergenza turismo, vabbè, non era, a parte l'emergenza turismo e la proposta di una tassa di sbarco, poi chiederò a lei cosa ne pensa. Crescono i maxi hotel da migliaia di posti letto, 745 camere, 1900 posti per in Camarcello, l'MTK, una lottizzazione nuova, un investimento peraltro sembra estero, poi un ostello tedesco AO con 2000 posti letto, Hybrid Tower 19 stanze, un grattacielo, insomma sono 800 posti letto in un altro posto. Il sindaco ha giustamente bloccato l'aumento dei posti letto a Venezia con una delibera che blocca la costruzione di nuovi hotel. Adesso tutti si rivolgono a Mestre, la nostra opinione, gliel'abbiamo anche detto, è differente da quella che ha lui, è quella che andrebbero bloccati i posti letto, l'aumento dei posti letto anche su Mestre. Che però sono lievitati. Invece purtroppo così non è e quindi tutti si rivolgono adesso a Mestre. Una volta c'era, tuttora c'è una forte differenza tra il turismo veneziano e il turismo mestrino. Il turismo veneziano è caratterizzato dall'ospitalità di alberghi che hanno mediamente 30 stanze, per cui i gruppi non possono andare negli alberghi veneziani, sono troppo piccoli e quindi i gruppi vanno a Mestre. Quindi la divisione del turismo è il turismo individuale va a Venezia, il turismo dei gruppi va a Mestre. Ma con l'aumento dei posti letto che secondo me c'era un aumento, arriveremo a Mestre a 40.000 posti letto tranquillamente. Sì, perché poi ci sono altri, io ne ho citate solo alcuni, ma poi sembrano anche altre vie ne ho io, cioè vengono da me, investitori vengono da me per fare il piano di investimento, per cui vengo a conoscenza dei loro, ce ne sono altri. Cosa vuole che dica? Auguri nel senso che se tutto va bene li riempiranno con i problemi poi di gestione dei flussi a Venezia evidentemente. Se tutto va bene li riempiranno, quando comincia a esserci una crisi, io l'ho vista la crisi, nel 2008 l'ho vista la crisi terribile, perché sono andati in crisi i nostri principali clienti, gli statunitensi, ho fatto procedure col sindacato di cassa integrazione, licenziamenti e via dicendo, quindi so che cosa significa una crisi peraltro che è stata passeggera perché è durata 3 anni, si è edulcorata poi nell'ultimo periodo, ma aggiunge una crisi vera, una crisi importante, magari derivante da un attentato, derivante da una crisi economica che potrebbe colpire gli Stati Uniti di nuovo anche, allora a questo punto è evidente che non va in crisi Venezia, va in crisi Mestre. Perché se a Venezia diminuiscono i prezzi la gente piuttosto che andare a Mestre va a Venezia, questo è evidente. Ma perché la presenza è soprattutto statunitense, quali sono un po' Noi chi utilizza gli hotel? Il 20% dei nostri clienti sono statunitensi, però rappresentano circa il 35% del fatturato, perché lo statunitense ha la tendenza a spendere di più. Pur non avendo un dollaro straordinario. Però loro spendono, nel senso che vanno al ristorante, prendono alberghi di un certo tipo, quindi è la clientela assolutamente migliore. Migliore, ma anche la maggiore, la nazionalità principale sono gli statunitensi. Una volta gli italiani erano dei clienti meravigliosi perché anche noi siamo degli spendaccioni quando andiamo infatti all'estero dicono così, adoravano gli italiani. Però purtroppo sono crollati, la crisi ci ha falcidiato questo tipo di clientela, adesso dal 20% sono passati al 10%. Sì, la crisi
crisi è stata pesante, voglio dire, quindi non riusciamo ancora a capire quanto abbiamo perso con questa crisi in termini di forza economica. Il turismo è stato colpito pesantemente dalla crisi degli italiani. È vero che a Venezia è talmente forte che riesce a sostituire, quindi ci sono nuove nazionalità che arrivano e quindi gli europei che mantengono sempre una posizione forte e clienti assolutamente importanti, ma i giapponesi che mantengono il loro 6%. 6% il Giappone, sì, e i cinesi che crescono. Però i cinesi non sono così per il momento no, ma magari lo saranno in futuro. Si aprono, i russi ad esempio prima delle sanzioni erano degli ottimi clienti. Adesso? Adesso con le sanzioni è giù, è chiaro, crisi economica più sanzioni è evidente che vengono di meno, però le situazioni evolvono. Per cui a Venezia la gente viene sempre lo stesso, bene o male, si sostituiscono, i nostri albergatori sono bravi, vanno a cercare nuovi mercati, c'è il Sud America che ha delle grandissime potenzialità, per cui Venezia bene o male riesce a resistere col brand, con la forza di attrazione che ha, però se il giorno in cui venisse una crisi e quindi crisi significa che anche i prezzi diminuiscono evidentemente delle stanze. Tra l'andare a Venezia e l'andare a Mestre è evidente che penso non ci sia battaglia, nel senso che uno preferisce andare nel centro storico di Venezia, a meno che non sia il classico turista che preferisce arrivare con la macchina. Vabbè, ma stiamo parlando di cose minime, voglio dire. È chiaro che uno preferisce essere nel centro della città piuttosto che essere in periferia e dover prendere un treno o un tram affollatissimo la mattina per andare e tornare. Certo, allora, auguri, auguri, nel senso che tutti questi progetti nascono nel periodo di massima espansione. Però sono tra virgolette, c'è un altro aspetto, per carità, Mestre va anche rivalutata, rivalorizzata, lo è stato fatto perché certo. È una cittadina di tutto rispetto, adesso il centro almeno è carino, percorribile tutto, però sono degli ecomostri. Cioè, sì, c'è una cementificazione, c'è stata una cementificazione che è impressionante. Sì, non c'è una visione globale complessiva. Chiunque presenti sembra quasi che chiunque presenti un progetto venga approvato, mentre invece dovrebbe essere il compito dell'amministrazione comunale quello di avere il quadro, la visione della situazione e avere una strategia. Pare che la strategia non ci sia. Ecco, devo dire la verità, questa amministrazione ha fatto delle cose molto positive, il blocco degli alberghi a Mestre, ma anche del blocco dei cambi di destinazione d'uso a fini turistici, anche su appartamenti e via dicendo, è stata una cosa bellissima. Noi lo chiedevamo da un decennio, non l'ha fatta nessuno. Abbiamo un'amministrazione che abbia delle idee un po' confuse su Mestre, però questo poi sono i classici argomenti di dialogo che rimangono aperti, sono sul tavolo e su cui speriamo di convincere l'amministrazione. Anche perché poi i investimenti immobiliari portano soldi anche per le amministrazioni e questo è il dramma. Guardi, Brugnaro si è trovato, e chapeau a lui e all'assessore al bilancio Zuin, sono trovati in una situazione di bilancio orribile, hanno risanato i conti in poco più di un anno e mezzo, hanno messo in sicurezza i conti in un anno e mezzo, facendo dei sacrifici incredibili, facendo fare dei sacrifici incredibili anche ad esempio ai dipendenti comunali a cui non sono stati dati più premi, sul Casinò sono intervenuti con la mannaia tagliando costi vivi anche, nel senso che parliamo anche di stipendi, di tagli di stipendi, cose che sono dolorose anche perché coinvolgono evidentemente persone, però sono riusciti a mettere la situazione in sicurezza. Quindi adesso è in sicurezza? Adesso lei da veneziano certo. Adesso bisogna trovare anche altre fonti di ingresso, ad esempio far pagare la tassa di soggiorno, in questo momento la pagano solo chi dorme negli alberghi di Venezia, del comune di Venezia. Non Mestre? Anche Mestre, sì, nel comune di Venezia, sì. Mentre invece chi viene dalla mattina alla sera costa ma non paga niente alla città. Allora parliamo adesso della tassa, io la interrompo adesso, infatti la tassa di sbarco è interessante, la notizia di quest'oggi, comunque è da tempo che se ne parla. Pubblicità, pochi secondi e poi vediamo anche di affrontare questo tema.